È un periodo difficilissimo, lo è per tutti, siamo tutti chiusi in casa, è difficile vivere da soli, isolati, senza i contatti con i parenti. Non bisogna disperare, bisogna essere ottimisti, bisogna avere molta pazienza, Il ma direttore della siamo Mostra speriamo Internazionale che d'Arte possa Cinematografica di finire Venezia, Alberto la Barbera, crisi in senza esclusiva per le nostre precedenti. emittenti, lancia La un messaggio di tecnologia per incoraggiamento fortuna ai ci può cittadini. aiutare, Barbera possiamo è telefonare, capofila di possiamo molti collegarci su Skype. personaggi come la grande campionessa paraolimpica mondiale Bebe Vio di Mogliano Veneto o il portiere del Genova Football Club Federico Marchetti, originario di Bassano del Grappa. Barbera ci dà anche una notizia: la preparazione della mostra del cinema non si ferma. Sto lavorando, ricevo tantissimi link di film per la selezione del Festival di Venezia, vuol dire che nessuno si ferma, vuol dire che siamo speranzosi, che tutto si risolverà nel giro di qualche settimana. La mostra del cinema per fortuna è prevista a settembre, quando il coronavirus sarà, speriamo, soltanto un brutto, bruttissimo ricordo, però felicemente risolto. C'è poi il sorriso contagioso, carico di valori positivi, di dolcezza ma anche di forza, di Bebe Vio a lanciare un'insolita sfida culinaria attraverso il suo profilo di Instagram. Abbiamo ufficialmente capito cosa dobbiamo imparare a fare in questa quarantena. E io sono fortissima in cucina. Non è vero. Sono veramente forte in cucina. Bugia di nuovo. E quindi Sole mi insegnerà a cucinare e oggi faremo Una ricetta classica. Chef Sole, ricetta classica. Crepe.